Questa sera sul palco di Cortina Incontra dell'Audi Palace scopriremo un Montesano anche in veste di scrittore, lo abbiamo già conosciuto in tutte le sue molteplici vesti e questa sera scrittore, Un alibi di scorta, il libro che ha scritto per Gremese, un noir. Ecco, ci racconta un po' questo libro, come nasce l'idea e senza svelare troppo un po' della storia. Ecco, poi mi sono segnato mentalmente due appunti. Dunque, scrittore, che parola che importante, che disorienta, sgomenta e quindi crea anche pregiudizi. Diciamo che io sono, da quando mi hanno insegnato a scrivere a scuola, tenendo bene la penna così, non come adesso che scrivono con la... Io sono uno scrittore. E poi, da quando ho iniziato a fare il teatro e la televisione, io ho sempre collaborato ai miei monologhi, in teatro cabaret, nel teatro. Poi ho scritto una commedia che si chiama Un sogno di famiglia, che ho replicato per 2 stagioni. Quindi, sta parola si carica di tante valenze, no? Lo scrittore. Diciamo, io racconto delle storie. Se posso raccontarle per immagini sono contento. Quando non mi riesce questo, c'è il libro che è una cosa bella. Poi io sono un attore, quindi lavoro con le parole. Poi scusate se faccio un esempio, ma Woody Allen dice se mi devo ispirare a qualcuno perché non a Dio? Ma io faccio l'attore, pure Molière e Shakespeare erano attori. Hanno scritto. Beh, la scrittura del suo libro. Mi sono montato la testa, no. Woody Allen, Molière, insomma i paragoni importanti sono. Mi piace autoironia, prendermi un po' in giro, insomma. Il libro ha una scrittura molto cinematografica, mi è sembrato, cioè molto per immagini. Ecco, diciamo, com'è stato il processo creativo? Come è arrivato? Quando scriveva? Di notte, di giorno? È stato tutto d'un fiato oppure a episodi? Io non, essendo un attore sono molto, devo sentire la voglia. Generalmente scrivo di sera perché non suona la porta, non suona il telefono, c'è più tranquillità. Poi come attore il mio bioritmo comincia a entrare in funzione dopo le 19. È una cosa proprio che dopo viene, no? Perché sai che alle 21 devi dare il massimo per quelle 2 ore e mezzo, 3. Però anche di giorno, di pomeriggio, ci sono dei momenti in cui è vero, esiste una specie di trance creativa, che tu ti isoli, non senti più il telefono, la porta, le cose, perché stai pensando alla tua storia, perché poi ci pensi nei momenti, poi uno scrive su tutti i pezzetti di carta, bigliettini, poi io ho un blocchettino sul comodino, un blocchettino nel bagno, perché una cosa in tasca, perché poi dopo quando vado a casa trasporto sul computer. Il fatto di scrivere per immagini è perché questa storia l'avevo pensata per raccontarla in televisione o al cinema, no? Quindi è naturale, proprio in certi punti io dico, cioè primo piano del sottoscritto, controcampo del... perché il personaggio parla sempre con un commissario e il personaggio è un amante del cinema, quindi fa dei riferimenti, cita Robert Mitchum per esempio, perché? Perché per me Robert Mitchum è stato uno dei più grandi Marlowe. Chandler, cioè io non posso leggere Chandler se non vedo la faccia mentre leggo di Robert Mitchum quando... lui è un grande investigatore, ha la faccia dell'investigatore. Ma alla fine lo porterai questa storia, questo romanzo in teatro, al cinema o in TV? Ci puoi anticipare qualcosa? Se succede il miracolo, volentieri, altrimenti con i miei mezzi e le mie forze posso farne una cosa teatrale, la cosa mi incuriosisce abbastanza. Ecco, in questo libro viene svelato, insomma, raccontato in parte un mondo della notte, sicuramente misterioso, affascinante, ricco di aneddoti. Ecco, come mai si è voluto ispirare? Ieri sera ho partecipato all'incontro che ha fatto qui all'Hotel Miramonti e raccontava, insomma, alcuni motivi di ispirazione interessanti, cioè di figure che non vengono mai raccontate o raccontate con un certo taglio di pregiudizio anche e che invece qui le scopriamo in una veste diversa. Quando vediamo la televisione o andiamo al cinema, io come spettatore rimango un po' deluso perché
mi pare di vedere cose che ho già visto, di sentire cose che ho già sentito. Allora, eh, andare a raccontare storie di preti o di poliziotti o di medici o di avvocati ne fanno tante così bene che non... Io ho voluto raccontare una storia, sono forse dei casi limite. Poi il mondo della notte mi affascina perché io ho iniziato facendo il presentatore, imitatore nei locali notturni nella Roma degli anni 60. È un pezzo del libro quando Alboreto, il personaggio principale del libro, fa la gara con la carrozzella a motore, con tutti gli altri paraplegici che hanno le carrozzelle a motore. Lui l'ha un po' modificata come una Ferrari. Scende da Largo Tritone da Piazza Barberini fino a Largo Tritone, gira intorno all'isolato del Messaggero e poi dice noi brindiamo al vincitore con un cappuccino, un cornetto. E lì c'è un bar che negli anni 60 e ancora adesso è aperto anche la mattina alle 4, alle 5. È un ricordo della vita notturna. Io ritornavo a casa e mio papà usciva per andare a lavorare all'ufficio italiano dei cambi. Ecco, com'è cambiata adesso? Naturalmente diceva di questo episodio, ma un po' la Roma magari di quegli anni ruggenti e quella di oggi. Cosa ne pensa della Roma di oggi? Come si vive? La Roma di oggi è estremamente faticosa. È una città molto faticosa, io non so se c'è questa volontà di trasferire tutti gli uffici al centro, uffici pubblici e privati, e quindi poi piano piano gli abitanti, non dico più i romani perché i romani non ci sono quasi più, ma gli abitanti di Roma se ne vanno in periferia, il contrario di quello che fanno grandi metropoli. Bisognava fare una zona degli uffici fuori Roma. Quando per esempio qualcuno, Bossi o qualcuno della Lega dice i ministeri al nord, un ministero al nord perlomeno due, io dico solo due, ma mandiamoli tutti, io trovo giusto. Non vedo perché il Ministero del Commercio Estero deve essere a Roma. Perché il Ministero della Marina Mercantile o Militare deve essere a Roma? Sì, Roma è la capitale d'Italia, dobbiamo ai nostri eroi del Risorgimento questa unità, hanno fatto grandi sacrifici, ci sono morti tanti giovani, quindi Roma era idealmente, no, caput mundi e capo d'Italia. Ma a Roma c'è già il Presidente della Repubblica, c'è già il Papa, c'è il Sindaco. Vogliamo lasciare il governo, il Consiglio dei Ministri? Ma i ministeri perché no? Ci sono dei problemi burocratici, però penso che si possa fare. Io non lo vedrei come una diminuzione, non sono d'accordo col sindaco di Roma quando dice oh no, i ministeri no, no, i ministeri sì. Roma è una città a vocazione artistica, le sue bellezze naturali, architettoniche, storiche, i musei moderni, artisti moderni e artisti antichi. È una città di teatro, di cinema, insomma una volta era Hollywood sul Tevere, adesso un po', però insomma, quindi io la trovo faticosa per questo, troppo traffico, troppi oneri, una città, lo dico nel libro, Roma è la capitale, però per me è col trattino, K-Pitale, cioè ognuno viene, fa i suoi bisogni e se ne va e poi ne parla male. Questo mi sembra ingiusto, io da romano, nato a Roma, lo devo dire, anche se poi mi sento italiano. In questo momento mi sento italiano e non sono molto contento di me stesso, però insomma non bisogna disperare. Ecco, infatti ieri sera anche ha fatto un po' una critica, mi pare, all'Italia, non soltanto al sistema culturale, ma forse un po' in generale, anche al sistema politico. C'era una nota, mi sembra, di disillusione, di... Certo, se noi abbiamo creduto a una risata vi seppellirai, la fantasia al potere, uno si lamentava dell'Italia nel 67, 68, negli anni 70, oggi forse era meglio ci tenevamo quella. Cioè Roma degli anni 60 era una Roma, non per merito nostro, di nessuno, merito di nessuno, ma ancora lo sviluppo, no? La civiltà dei consumi aveva un certo equilibrio. C'erano dei mezzi di trasporto, c'erano le automobili, però non era ormai è soffocata la città. Quindi era ancora una Roma magica che insomma compatibile, riusciva ad assorbire lo sviluppo. E la delusione è un po' perché io penso che gli italiani
dovrebbero essere lasciati liberi. L'Italia ha avuto sempre delle grandi menti, delle grandi inventive, dei grandi imprenditori. Non si devono schiacciare con burocrazia, balzelli, oneri, tasse che ci schiacciano. Cioè mi sembra una strada che ci porta. Ieri sentivo anche Cisneto e Vespa che lo dicevano, cioè noi riusciremo forse ad azzerare il debito, ma poi creeremo sviluppo? O le menti migliori se ne vanno all'estero, gli imprenditori smettono di fare. Io sto leggendo un libro straordinario di una scrittrice americana, Atlantide, dove dice che mano a mano tutti i grandi imprenditori chiudono le fabbriche, scappano, se ne vanno perché lo Stato è troppo presente e li schiaccia. Io mi auguro meno Stato, meno tasse, lasciamo più libertà all'individuo. Un'ultima battuta su Cortina Incontra, quest'anno la nostra Kermesse festeggia i 10 anni, che effetto le fa essere qui da grande protagonista sul nostro palco? Ho visto che Cortina Incontra comincia già lo sviluppo, gli sono venute le tettine, no, 10 anni. No, ho trovato il programma di quest'anno intensissimo, ricchissimo, pieno, zeppo o zeppo, come si dice. E quindi c'è un fermento, ci sono, vedi, delle attività, degli individui che creano, che si danno da fare, dei privati, degli imprenditori, insomma, che poi le autorità affianchino e capiscano l'importanza e non intralcino, ma anzi aiutano. Questo è quello che mi auguro che accada in tutti i comuni d'Italia.